Per la seconda e ultima batteria sono già pronti Nicolò Tocco in corsia 1, Jacopo Nicolò Formentini in 2, Andrea Polo in 3, Ettore Nanetti in 4, Matteo Calzeroni in 5, Giacomo Salvadego in 6, Cristian Giancarlo Machetti in 7, Alessandro Antonio Giangreco in 8. Riccardo Rossetto intanto a 3/4 gara, 1:39.00, 34,87 i suoi terzi 50. Daniele Ortolan sembrerebbe aver sorpassato nel finale, infatti è lui che va a toccare per primo. Daniele Ortolan appunto 2:13.69 su Nicolò, o meglio su Riccardo Rossetto 2:14.02 a chiudere in seconda posizione. Alla partenza l'ultima per la farfalla ragazzi.